Buongiorno a tutti, ciao, sono qui con Alessio e con Matteo, sono Alessio Veneziano di Veneziano Therapy. Abbiamo qui un ospite, un ex cliente, paziente che ha seguito un percorso con me di fisioterapia, teleassistenza, telereabilitazione con il mio percorso di Mind Body Therapy. Grazie Matteo per essere qua e Grazie a spero te. che questa tua testimonianza, questa tua piccola intervista sia di beneficio a chi si trova già chi si trova nella tua situazione. Matteo soffriva da mal di schiena da 10 anni, penso, vero Matteo? Mal Più di di schiena 10 basso? anni, più Più di di 10 10 anni. anni. Sì, sì. È iniziato 15 anni fa e da 10 anni è diventata una cosa da impazzire perché praticamente convivere continuamente con il male in ogni momento della tua giornata è una roba assurda. Un Ecco male, Matteo, un dolore sempre presente. immagino che chi ci sta ascoltando si possa trovare nella stessa situazione e se vuoi appunto condividere il percorso che hai fatto prima del mio, che cosa hai fatto proprio brevemente e che sintomi avevi prima o che hai avuto che ti hanno Io fatto... Esatto, vai pure. Le ho provate di tutte, da fisioterapisti, ginnastiche posturali e un altro tipo di fisioterapia che era adesso non mi viene. La eh, posturale? no, dopo la posturale ho provato la chisioterapia, Ok, ok, sì, sì, eh, sì. e Fisioterapia, potrebbe sì, essere quello il nome. Sì, sì. di tutto ho provato, la manipolazione fasciale, ci ho Ok, speso tanti soldi, tanto tempo, perché mi sono dovuto privare anche di tanto tempo, perché vai a fare le sedute, per stare magari bene un pelino e convivere un pelino meglio con la situazione, ma senza mai risolvere. E poi con il minimo sforzo o il minimo movimento si rientrava nel baratro e per 3-6 mesi stavo proprio da ok. cane, da cane. E quindi dopo tutte queste terapie, insomma, eh, ci siamo trovati Io mi sono su- iscritto su un gruppo su Facebook per ok, chi ha dolore cronico e mi sei sbucato, ok, m'hai detto praticamente che potevi aiutarmi sì, e ci siamo sentiti, abbiamo fatto quell'incontro così come adesso. Mi ha aperto un pochino la mente perché nessuno mi aveva mai detto questa cosa, che tutto poteva derivare dalla testa. ecco appunto, parliamo appunto brevemente di della differenza di un approccio normale, convenzionale, che può essere fisioterapeutico o comunque L'approccio fisico. ecco, Che secondo te qual è l'approccio diverso adesso da un approccio così psicosomatico, lo chiamo? Qual è, come puoi descriverlo, la differenza, a tue parole, insomma? allora prima praticamente quando stavi male, ho fatto nel corso di 15 anni ho fatto almeno 7, 8 risonanze praticamente e tutte erano più o meno come la prima. Ok, Nell'arco di questi 15 anni c'è stato un lieve peggioramento, però più o meno se vado a rileggere la prima eh, eh, le- è le- uguale le- all'ultima, più o è meno. quasi uguale all'ultima, quindi eh, quando prima stavo male, quando prima magari avevo il momento proprio il picco di crisi perché magari avevo fatto uno sforzo e la mia testa mi diceva cazzo ti sei fatto male, è successo qualcosa e adesso per un po' ci vai dietro, adesso stai male. Sì. Era proprio una cosa che ti entrava dentro e poi
non riuscivo ad uscirne. Adesso invece, da quando mi hai aperto la mente, mi hai praticamente, come si può dire, fatto notare che potrebbe essere una cosa psicosomatica, se faccio uno sforzo sul lavoro, perché faccio il meccanico, e sento che magari il pizzicore che faceva scatenare tutto prima, adesso nella mia mente dico non è niente, perché ho alzato un peso di 15 kg, non mi posso far male per alzare un peso di 15 kg, quindi se già escludo questa cosa mentalmente, vedo che nel giro di un giorno o due il dolore sparisce. Prima invece entravo nel tunnel di chissà cosa è nel successo, circolo vizioso. nel chissà che cosa ho fatto, Sì. chissà cosa succederà da adesso in poi, e lì non ne uscivo più, non ne Ecco uscivo. che qui l'approccio, diciamo, psicosomatico ti ha dato un indizio che il dolore non è unicamente fisico, cioè è fisico perché lo senti nel corpo, ma è Sì, generato da uno stato emotivo, o uno stato di stress che potrebbe essere anche lì da veramente tanto tempo, che chiamiamo stress cronico, che è inconscio molte volte perché è legato magari a situazioni di vita, lavoro, che è lì da molto, molto tempo, e fin quando non si fa il collegamento tra dolore fisico e stato emotivo, è difficile che si esce da questo ciclo. sì, Ecco, secondo me appunto la differenza principale è la parte diagnostica, la parte di capire all'inizio da dove arriva il dolore, che appunto è tutta la parte educativa all'inizio. Ti avevo consigliato un libro che mi hai sì, detto che ti aveva comunque dato veramente una grande mano, che è quello del dottor Sarno. sì. E quindi abbiamo iniziato con questo libro e poi abbiamo iniziato con degli esercizi particolari. Poi vuoi parlare magari di uno o due esercizi che ti hanno dato magari un po' più beneficio, eh, che vuoi magari condividere? Quello che secondo me alla fine mi ha dato diciamo, la svolta per capire, per entrare in questo mondo, è stata la camminata, Ok, perché io mentre cammino tutti i giorni, non ne salto uno. Se non posso la sera, vado la mattina, non ne salto uno, bisogna crederci. È fondamentale crederci, bisogna crederci in questo percorso, perché se non ci credi, secondo me dopo 2 settimane, massimo tre, molli. sì, Però se ci credi, se credi veramente che il tuo male possa essere causato da te stesso, perché alla fine è così, perché sei te stesso che te lo causi, perché lo stress, il lavoro, non dire mai di no alle persone. Io ho un lavoro che faccio veramente fatica a non dire mai di no, perché purtroppo il mio lavoro è così. Ti portano un mezzo, sono disperati, mi serve disperatamente. certo, Come faccio a dirgli di no? certo. Gli Che tra l'altro serve. è parte della... E magari io non ce la faccio farlo subito perché ho tanto altro lavoro da fare prima. Questa cosa qui mi innesca uno stress pazzesco e è tutto legato alla testa. E quindi, tornando al discorso, mentre cammino io penso anche a quello che potrei fare per migliorare questa situazione di stress. Questo mi ha aiutato tanto, il cammino mi ha aiutato tanto, anche perché mentre cammini all'inizio è dura, perché se non sei abituato all'inizio è dura. Però adesso io quando vado a camminare praticamente cerco di buttare fuori quello che è stato tutti i problemi della giornata, ripenso anche ai miei errori che ho fatto durante il giorno e magari per il giorno dopo cerco di far tesoro dei miei errori per cercare di migliorare sempre e quindi io la camminata la uso come una valvola di sfogo. Perfetto, Oltre a farmi bene, la uso anche come valvola di sfogo e cerco di buttare fuori quello che sono stati gli errori durante la giornata o i, i rospi che ho dovuto ingolare
durante la Okay. giornata per cercare di buttarli fuori in questo modo. Cosa che magari prima la le tenevi un po' più lì nella tua mente e non andavi a, diciamo, esprimerli o a regolarli in qualche modo, giusto? Prima, se io arrivavo a casa che ero "cotto" tra virgolette, più stavo anche male a livello di schiena, cosa facevo? Mi buttavo sul divano, mi buttavo, che invece è sbagliatissimo, quando tutte cose che poi ho imparato da te, dal libro, leggendo anche altre cose, perché dopo entri in questo mondo, quando stai male, quando ti fa male la schiena, quando ti fa male il collo, quando ti fa male qualsiasi cosa, non puoi star fermo, perché se stai fermo Esatto, che peggiori qui soltanto. parliamo di mal di schiena, Matteo, ma ovviamente possiam parlare di mal di collo e fibromialgia, ce ne sono veramente tanti di problemi cronici. Esatto, sì, Il libro tra l'altro di cui parlavamo è Guarire la mente e guarire il dolore del dottor Sarno, per coloro che sono interessati metterò tutto in descrizione. Ehm, okay, quindi abbiam parlato un po' delle difficoltà anche del percorso perché, ovviamente è stato un alto e basso, ci sono stati momenti in cui tu, mi ricordo, dove non avevi assolutamente dolore e altri giorni in cui il dolore esatto, è andato su, cosa che ovviamente era legata anche alla quantità magari di lavoro che facevi o, la quantità di stress che magari avevi in quei giorni. Mi ricordo c'è stato un acquazzone, ehm, come si chiama, una problematica temporale, insomma, problemi di tempo atmosferico lì da te, dalle tue parti, sì, 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 sì. qualche settimana fa, qualche mese fa, Un mese ehm fa abbiamo avuto l'alluvione nella zona della esatto, Romagna, è stata una cosa pazzesca, pazzesca perché a vedere. Io per fortuna nella mia attività e nella mia casa non ho subito nessun tipo di danno, però vedere tanti amici, tanti clienti, tanta gente che ha subito questa "disgrazia", tra virgolette, sì. io lì son andato in crisi di nuovo, in crisi veramente, son stato 10, 12 giorni che ero ricaduto nel Nel ciclo dolore, sì, tensione, ansia, non dormire la notte, che quindi col senno di poi adesso riesci a capire più o meno che c'era una connessione con quello che era successo dalle tue parti e il dolore stesso. esatto, esatto, Lì nel momento non riusciamo magari a connetterlo perché è un qualcosa che va in automatico, uno pensa che quello che succede al di fuori non è quello che succede dentro, non fa la connessione, quindi magari va un po' in ansia perché dici: "Cavolo, ho fatto tutto questo percorso, andava bene e poi torna male". Ecco che questi sono difficoltà del percorso che hanno tutti, chi all'inizio, magari subito dopo 2 settimane, chi magari dopo 1 mese, 2 mesi ritorna magari un pelino il dolore, ma l'intensità, da quello che ho capito e che mi hai detto, non è, la stessa di prima, perché adesso riesci a gestirla, che questo è un grande, grande, obiettivo che avevo io già su di te come terapista, di farti gestire a te il dolore, di farti, prendere il controllo, perché le terapie convenzionali son sempre le solite che dicono: "Prenditi questo, prenditi questa pastiglia, fatti questa terapia, massaggio, manipolazione, le solite cose, e poi ti mandano a casa e poi tu te la devi gestire da sola, senza fare, nulla di che. Ecco, soliti esercizietti che però se non vanno a essere collegati alla parte psicologica, no, del dolore, alla fine dei conti uno non ne esce quasi mai. Quindi abbiam parlato delle difficoltà, ehm, qual era il tuo obiettivo? Puoi dare condividerlo? Ricordo i primi settimane ti avevo detto: "Qual è il tuo obiettivo se tra 6 settimane", tra l'altro noi ci siamo, sentiti per 6, 7 settimane, quindi 6, 7 sì. sessioni. Ehm, Qual era il tuo obiettivo? Te lo ricordi, Matteo, all'inizio? Il mio obiettivo era quello di poter, se non altro, tornare a girare in moto. Esatto.
perché era una delle mie valvole di sfogo principali, la mia passione, il mio lavoro ed era, cioè, considerare che li ripari, ma non ci puoi girare, per me era una cosa Certo, assurda. Anche certo. solo andarle a provare per me delle volte era un problema, perché quando sei infiammato, provare una moto, scavallare la sella di una moto quando sei infiammato è dura, cioè E da per piangere. paura tu non andavi, non facevi più questi giri in moto per Esatto. paura del dolore che Esatto. arrivasse forte dopo. Quindi questa Esatto. ansia del circolo vizioso di cui parlavamo prima di Sì. non fare le attività per paura, se le faccio arriva il dolore e ritorna così il giro per 1, 2, 3 giorni, 4 giorni. Quindi adesso ha ripreso la moto ogni tanto a fare i Adesso ho giri. ripreso e non esagero, però io Certo. i miei giretti li faccio, ho fatto anche dei giri da oltre 300 km, quindi non è proprio un giretto, E il è, doloretto arriva, ma diciamo è gestibile. è eh, gestibile, è ok. gestibile, sì, è Ricordiamo che gestibile. comunque Matteo aveva questo dolore da anni, non parliamo di un anno o due, perché qui parliamo di dolori cronici da anni, quindi il sistema nervoso si riadatta pian piano, la contrazione, l'ossigenazione si riequilibria di quella parte del corpo. Oggi abbiamo veramente tanti studi scientifici che testano come il dolore sia mandato dal 100% dal cervello, quindi sistema nervoso centrale. Ehm, Giusto così faccio un'annotazione per chi voleva capire magari ancora perché il dolore dopo 10 anni rimane ancora lì. Quindi per chiudere, Matteo, hai dei consigli da condividere per chi, per coloro che si trovano oggi e vedono questo video e non hanno già provato diverse terapie convenzionali e vogliono affacciarsi magari a un metodo un po' più avanzato, un po' più nuovo, perché comunque qua parliamo di scienza del 2023, quindi una terapia psicosomatica non c'era 10 anni fa, 15 anni fa. Ehm, Cosa vorresti condividere per coloro che si affacciano adesso e non sanno bene da dove iniziare? Ecco, e magari hanno dolore come te da 15 anni, 10 anni con mal di schiena o altre parti del corpo. Sì, sì. Il mio consiglio è di provarci, di crederci, provarci. E poi un'altra cosa che prima, quando mi hai chiesto cos'è che ti dà tanto beneficio, oltre la camminata, anche la meditazione. Ok, A metà, quasi verso la fine del percorso, la meditazione mi ha aiutato veramente tanto perché anche quando stai male, che magari c'hai quel dolorino lì che sta arrivando, che inizia a pungere, durante la meditazione, più di una volta mi è capitato di farlo proprio sparire. E poi, magnifico. e poi magari stai bene anche 2 o 3 ore. La meditazione, ecco, la meditazione, Quindi meditazione, che io lo chiamo tracciamento somatico, o comunque tracciamento somatico. mindfulness, Sì, è movimento fisico, quindi camminata. Questi sono per te stati due ingredienti esatto. importantissimi. Ovviamente c'è tutta la parte educativa all'inizio che non la chiamo terapia, in realtà lo è perché comunque oggi l'educazione al dolore è una parte del percorso terapeutico in ogni caso. Va bene, grazie mille Matteo per la tua condivisione. Per coloro che sono interessati al libro o comunque avere altre informazioni, vedete, trovate dei link in descrizione. Grazie Matteo. Allora, Ok. grazie a tutti quelli che hanno visto questo video e alla prossima. Ciao a Grazie. tutti.